Buonasera a tutti ragazzi, come potete osservare la luna è molto ben visibile. Come potete osservare ci sono due stelle che secondo me devono essere due pianeti. In effetti avevano detto che Giove era vicino alla luna, quindi in effetti alla sua destra, quindi forse quella che sta in basso, questa qui, in effetti dovrebbe essere Giove, quindi ciao avvocatella, quindi in effetti questa qui, in effetti le facciamo una foto un po' più grande, eccolo qua. Questo qua dovrebbe essere Giove vicino alla Luna. Ciao Elettra, quindi questo qua, ciao Domitilla, quindi facciamo un po' di meno, cerchiamo di, eccolo qua. Questo qua in effetti è la Luna e questo a destra è Giove. Sì, sì, questo qua è Giove AMG in effetti, quindi l'avevo letto oggi che sulla destra della Luna ci stava il pianeta Giove allineato, quindi in effetti sì. Poi ci sta quest'altra stella qui, vedi, questa non so quale è, mo. Ce ne sta una sotto che brilla, vedi, ce ne stanno parecchie stasera, guardate, tutte che brillano, quindi in effetti non lo so tutte queste stelle che sono, però questa qui sì, sì, in effetti guarda, la differenza, ma dicono questo qua è Giove, vedi? Se no non so che cos'è. Credo che questo qua deve essere Giove. Facciamo un ingrandimento ancora un po' più, diciamo, molto più grande in effetti. Venere, dice Anna Maria, quindi... E poi ci sta quest'altro pianeta qui, vedi? Questo non lo so, Saturno, no, ma non credo, quindi no, forse Marte. Quindi in effetti la Luna sta qua, quindi alla sinistra ci dovrebbe stare Marte e qui forse Venere come ha detto Anna Maria. Quindi diciamo che ci sono questi due che sono ben visibili, guardate. Sì, sì, in effetti come vedete non ho zoomato molto, però vedete che si vede benissimo questa sfera sul basso destra, diciamo, della Luna. E poi sta questa qui qua sopra che si vede di meno. Mi parlano, mi paiono tipo corpi rocciosi. Sì, in effetti sì, guarda, non lo so dirti bene anche perché è un cellulare. Sì, sì, l'ho trovato, ecco, il tuo clone, sì, sì. In effetti, vedete, se faccio il cellulare così, li guardiamo entrambi, guardate. Se metto in verticale, vedete che differenza tra l'una e l'altra. Poi le altre stelle, diciamo, in effetti ci sono, guardate, si vedono che brillano, ma queste sono le stelle, vedete, queste che brillano. Poi questa qua, guarda, questa sta ferma e questa qui pare che si muove un po' come... No, King, guarda, in effetti non dico che si vede bene, però guarda, eccolo qua, va. In effetti zoomando poi si perde sta cosa, però si vede tipo sta rotazione in effetti, quindi adesso sto normale ed ecco qua l'altra che sta qui sopra, quindi questa qui forse è Marte sulla sinistra, lo vedo tipo un rossiccio in effetti, mi sembra ad occhio nudo. Beh sì, non lo so preciso perché ti ripeto, si vede abbastanza bene. Marte, quindi come ho detto io, uno è Marte e l'altro è Venere, in effetti. Marte è questo allora. E Venere dovrebbe essere questo qui. Stellar, dimmi queste due quali sono. Ci sono, guarda qui, a destra ci sta. Che cos'è secondo te? Venere è a sinistra e a destra è Marte, quindi li stai guardando. Eccola qui. Te la zoom un po' di più. Però poi più di tanto col cellulare non è che faccio proprio miracoli miracoli. Quindi questa qua dici tu è Marte in effetti qua. Questa è Marte in effetti a destra della Luna.
Ah, e questa qua in effetti se non zoomo bene bene, eccole qua ragazzi, è così, diciamo, non zoomato, vedete? Quindi diciamo che normale è così. Poi quando vado, sì, sì, quando vado un po' a zoomare, ecco quello che accade. Diciamo, quello che si vede è questo sulla destra, la luna e poi questa qui in alto qui. Poi ci sta pure questa qui che non lo so, ma sarà una stella forse, non si vede tanto bene, però ragazzi, eccole qui. Come potete vedere, i due punti in effetti stanno uno sopra a sinistra la luna. Eh sì, è un altro a destra in basso, diciamo, quindi che la luna ora sta sopra il mare, in effetti, lì ci sta il mare, quindi in effetti poi non lo so se ci sono altre stelle, fammi fare uno sguardo, è capace che esce qualche cosa. In effetti qui è dove ieri qua diciamo no, sta all'ultimo piano. Qui ieri ho ripreso quell'UFO che ho detto ieri che ho fatto il video e non ho saputo che cos'era. Invece adesso ci sta tipo questo allineamento, diciamo, tra Venere e Marte. Vedete, sono allineate con la Luna in effetti. Se ci fate caso, sono in verticale, sì. Venere a sinistra, la Luna e Marte a destra. Ciao Alessandro. Sì, dimmi. In effetti sì, ci sta proprio l'allineamento di tutte e tre. Luna, Venere e Marte. Sì, in effetti ragazzi si vede. Ah, telescopio per cellulare. Devo vedere. Già è una cosa vedere i crateri. Ciao Nicolas, hai visto? Ci sta Venere e Marte vedi? Stanno in congiunzione, diciamo, bello dritti dritti. Non ce la faccio più, avvocatello. Quindi siamo in congiunzione, anzi no, allineamento si dice così. Io sto facendo un gruppo pure io su, come si chiama, su Telegram in effetti di notizie strane, diciamo, quindi di misteri, quindi sto invitando un po' alla volta, diciamo, a fare questo gruppo e inviterò solo persone, diciamo, particolari in effetti, quindi il gruppo è chiuso, sì. Telegram è tipo è un programma che lo puoi fare privato, in effetti nessuno entra se non ti invitano, quindi quello che ti ho mandato io è un invito e solo tu puoi entrare, quindi nessuno disturba lì. No, Giuseppe? Ah, tu l'hai fatto pubblico a tutti. No, io invece l'ho fatto solo privati in effetti, quindi solo quelli là, diciamo, normali, cioè solo su invito. In effetti proprio perché troppi fastidi sul canale, quindi quando diciamo vogliamo stare più tranquilli si va là e si va a chiacchierare un po'. Quindi un po' da Spase, un po' da me, così in effetti faccio più tranquillo che si può chattare, capì? Non è neanche per i video in effetti in sé per sé, ma proprio per fare due chiacchiere senza che, come vedi, quando faccio le dirette sempre compare la famosa persona che dà fastidio, quindi è per questo che ho fatto questo tipo una chat privata, diciamo così, va e poi ognuno mette video, poi uno va da astro, quindi va da qua, va da là, poi ci sarà. Sì, in effetti ho fatto questo Telegram proprio per evitare,
diciamo di essere, diciamo che tutti quanti si mettono sopra e si mettono a scrivere come capita nelle dirette e buonanotte. Quindi è più, diciamo, più privato, quindi se lo facevo pubblico poi potevano entrare tutti e buonanotte. Io l'ho fatto privato apposta perché invito, diciamo, eh sì, so, ti ringrazio, l'ho fatto appositamente per selezionare solo alcune persone, quindi in effetti così possiamo scrivere, commentare senza problemi, pure per tipo una chat che stiamo 10 di noi, 15 di noi, in effetti, pure a parlare di altro che di misteri, in effetti, non è che... Sì, bisogna scaricare l'applicazione e poi io ti mando, diciamo, il codice. Tu lo clicchi sopra ed entri nel canale, in effetti. Però non parleremo in effetti noi di notizie astronomiche, noi parleremo sempre di misteri, meteo, quindi di certo parleremo di tutto, in effetti non è che io lo faccio per l'astronomia, io lo faccio per altre cose, in effetti per tutti i video che faccio, quindi e poi alla fine sarà più sicuro e tranquillo delle so. Alfonso, tu basta che vai su notizie astronomiche su Telegram e ti metti automaticamente, capisci? Non ci sta bisogno che ti invitano loro. Loro lo tengono aperto e pubblico, capisci? Quindi tu scarica Telegram e vai su notizie astronomiche. Ah, ragazzi, ho visto una cosa se non mi sbaglio, non l'avete notato. Dopo tornate un minuto prima. Ho visto una cosa passare se non mi sbaglio, ragazzi. Non mi voglio sbagliare, ma dopo devo rallentare. Sulla Luna è passata qualche cosa che ho visto proprio con la sfuggita dell'occhio, ragazzi. Quindi dopo devo rivedere un attimo tutto il video da capo. Quindi secondo me dall'11° minuto in poi, ragazzi, dopo si deve vedere. Ho visto come una cosa sfrecciare, ma velocissima. Non ho dato neanche il tempo di dire ragazzi che già in effetti era passata. Quindi diciamo al minuto numero più o meno 11 in poi, quindi controllerò dall'11° minuto in poi, quindi devo fare il replay piano piano e vedere che cos'era, se ho sbagliato io con l'occhio oppure ma a parte di scherzare pure mi vengono a pigliare qua. Come ieri stavo facendo quel video, io e Marco stavamo su Messenger, diciamo, giocando. E poi al finale lui ha preso un asteroide e io qualcosa di strano, quindi scherzavamo, al finale pure abbiamo beccato qualche cosa, quindi siamo partiti per uno scherzo e poi al finale l'abbiamo visto veramente qualcosa di strano. Dopo devo controllare per sfizio perché non lo so, ho un'impressione. Sì, al minuto numero 11, sì, a 11. È una cosa dell'occhio, in effetti è passata una cosa talmente veloce che non ho neanche detto ragazzi, già era passata, quindi è stata una frazione ma di secondi, ragazzi. È passata da sopra a sotto. Quindi dopo devo andare diciamo, a fare il fermo immagine e vedere dall'11° minuto in poi, quindi dall'11° al 12° in effetti devo controllare. Ciao, mi di là. Quindi in effetti il cielo si vede abbastanza bene, la luna ogni tanto mi devo mettere qualche telescopio pure io così la luna la riesco a vedere meglio perché col cellulare non è che viene bene. Già Marco con la sua fotocamera vede già molto meglio di me i crateri in effetti. Diciamo io adesso vedo il pianeta così, l'altro pianeta lo vedo così, poi, poi questo qua che ne so che cos'è, boh. In effetti sotto qui ce ne sta un altro piccolino, boh, non so che cos'è questo qua in effetti, bah,
è tutto strano, quando guardi il cielo io succede la fine del mondo. Come vedete sta uno sopra che cammina. Sì, sì, già l'ho creato, sì, sì. In effetti però adesso sto vedendo come funziona, ho messo la foto col cappuccio, come nel video diciamo di YouTube. Adesso sto aspettando a Marco perché lo faccio insieme a Marco, l'amico mio, quindi lo faremo tutti e due insieme e voglio farlo insieme a lui così mettiamo tutte e due le notizie sopra. Ma che ne so, qua è tutto strano al finale, ragazzi. In effetti di pianeti e cose solo quelli si vedono. Poi ieri qua ho ripreso quell'UFO che qualcuno ha detto fosse un UFO e stava qui in effetti, in questa parte qui del cielo, quindi non stava qua in effetti come sta adesso. Vedi tante spende. In effetti quello sotto è molto grande. Poi da qua ragazzi non ci sta nulla. Quindi solo queste due stelle dei pianeti e basta. No, qua no, qua il cielo è sereno, però in effetti solo questo si vede, in effetti quello che vedi qua, vedi? Con tutte che ci stanno ste luci comunque si vede abbastanza bene. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi oppure domani. Voglio andare a vedere all'11° minuto che è passato, se è stato uno sbaglio mio. Ma no, io credo che sia un satellite, guarda, non un pianeta, in effetti. Sì, sì, è Stellar. Non credo che sia un pianeta, in effetti credo che sia un satellite. Sì, sì, controllo, mo chiudo e controllo. Vabbè, ci sentiamo ragazzi, a dopo. Pure a te, metti là. Ciao a tutti ragazzi.